Signora, ma non si era mai accorta di tutta questa gente? No, sinceramente no. Sentivo che, cioè vedevo delle persone, ma non mi immaginavo proprio che ci fossero tante persone così. Però che ci Sinceramente. fosse una situazione un po' difficile l'aveva notata con quello col turbante, con la macchina. Quello col turbante sì, era il capo di tutti quanti, però è sparito, è già parecchio che è sparito sto signore. La testimonianza arriva dal locale vicino alla Casa degli Schiavi. Siamo in via San Romano a Negrisia. Lungo la strada principale fino a 50 persone vivevano in questi locali oggi chiusi e abbandonati, come le vetture utilizzate dai gregari del caporale per portare gli indiani sui campi o a raccogliere il radicchio o a vendemmiare per pochi euro che comunque non incassavano, dovendo pagare il debito per essere stati ingaggiati dal capo, per il poco mangiare che gli forniva, per l'affitto di giacigli indegni di una società civile. Una condizione scoperta dalla CGIL del Veneto, che ha presentato un esposto in procura a Treviso chiedendo venga fatta luce non solo sul caporale e i suoi gregari, ma sull'intera rete di società fittizie collegate con l'India e finalizzate a quella che molti definiscono una vera e propria tratta di braccianti schiavizzati. Una richiesta condivisa dai rappresentanti degli agricoltori. Una situazione assolutamente vergognosa a cui deve essere posto rimedio il prima possibile. Chiediamo alla magistratura di fare la massima chiarezza sulla questione e siamo i primi a non difendere assolutamente questo tipo di attività che mettono discredito a tutta la categoria del mondo agricolo, in modo tale che chi lavora in modo onesto, in modo corretto, dando il giusto contributo a chi lavora, venga poi valorizzato. Ecco, però molti dicono gli agricoltori non potevano non sapere. Può essere che gli agricoltori non conoscessero certe cose, sono consapevole. Ovviamente quando i lavoratori vengono pagati troppo poco deve scattare il campanello d'allarme e quindi ritenere queste attività non lecite. Per questo dalla CIA di Treviso la proposta di un albo che certifichi le imprese. In modo tale che noi sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo e in questo albo poi che siano inseriti anche tutti i lavoratori, in modo tale che chi viene qua può essere registrato e l'agricoltore, l'imprenditore agricolo che necessiti questi servizi, verificando su questo albo chi sono le persone, sa chi viene in azienda e sa se sono in regola o meno con i permessi di soggiorno. Più controlli quindi mettendo in rete i dati, perché non sempre emerge l'illegalità, come per la casa di Negrisia, dove questa macchina abbandonata ricorda ancora gli schiavi dei campi. Sono venuti comunque i vigili a controllare 2 volte se era assicurata. 2 volte.